Bene, eccoci insieme anche oggi e a partire da una data, vale a dire il prossimo 8 dicembre, quando il Palacioene ospiterà il Grand Prix di ginnastica artistica, affrontiamo in questa puntata un piccolo fenomeno. Lo facciamo con Diego Bonavina, che è assessore allo sport del Comune di Padova. Il piccolo fenomeno è l'immagine della città del Santo, appunto dal punto di vista agonistico, ma non solo. Devo dire che negli anni recenti Padova si è già qualificata sul piano degli spettacoli. Il Palageox è diventato un punto di riferimento ben oltre i confini cittadini e del nord-est. La stessa cosa, devo dire, sta succedendo da qualche tempo anche per lo sport. Per questo abbiamo titolato la puntata Una città da grandi eventi. Recentemente abbiamo avuto modo di presentare proprio qua la sfida tra la nazionale italiana di pallamano e l'Ungheria, adesso parliamo di ginnastica artistica. Ma partiamo da lì per spiegare cosa sta succedendo. Tra l'altro il nostro ospite è un assessore allo sport felice, vale a dire il 2018 è un anno straordinario per lo sport della città anche dal punto di vista dei risultati. È vero, hai detto molto e ti ringrazio perché è stata una presentazione molto puntuale, molto precisa. Ma andiamo per ordine per come sei partito tu. Gli spettacoli, Palageox pieno, Palacioene pieno, Stadio Euganeo, 3 grandissimi eventi ci sono stati nell'estate del 2018 con i 2 concerti di Vasco Rossi e il concerto dei Pearl Jam che hanno portato 50.000 persone allo stadio. Quindi Padova da quel punto di vista e come strutture sta rispondendo bene perché abbiamo tantissimi eventi a livello musicale, di concerti e di questo siamo veramente felici perché vuol dire che c'è questo movimento che tira e gli impianti danno grande disponibilità da questo punto di vista. Lo sport, è vero, l'8 dicembre ci sarà una bellissima manifestazione, devo dire che organizzata anche in un momento molto fortunato perché la ginnastica italiana a livello mondiale nel 2018 ha vinto tutto quello che c'era da vincere nella ritmica, nell'artistica e averlo organizzato prima dei risultati di quest'estate è stata anche una ciliegina sulla torta, per cui noi l'8 dicembre avremo la fortuna di avere a Padova in tutti gli eventi che verranno trasmessi anche in diretta televisiva, ma che si vedranno al Palacioene, per ogni manifestazione avremo come minimo un campione olimpico, un campione del mondo e un campione europeo. Quindi insomma è una bella soddisfazione, è un'occasione, una vetrina importantissima per tutti quelli che vorranno venire sabato 8 dicembre al Palacioene con inizio alle 15:30. So di dare il destro a una risposta facile. Prima ho parlato di pallamano, adesso parliamo di ginnastica artistica. Voglio sottolineare il fatto che vi state qualificando non solo sui classici sport di massa, calcio piuttosto che pallavolo, pallacanestro, insomma, ma lo spettro è a 360 gradi. Sì, ci tengo moltissimo a questo e devo dire che l'organizzazione di questi eventi mi piace che non venga considerato solo ed esclusivamente un evento sportivo. È un progetto ambizioso, quello della pallamano è stato il primo probabilmente in Italia con un percorso che ha portato alla partita del sabato, tra l'altro una partita molto importante perché l'Ungheria è una formazione che va per la maggiore a livello certo. Europeo, ma con un programma, infatti abbiamo perso, ma insomma sono 20 anni che purtroppo perdiamo sempre contro l'Ungheria, però è stata una bella partita con grande coinvolgimento di pubblico e soprattutto con un percorso di avvicinamento alla partita che ha fatto sì che Padova si avvicinasse e conoscesse un po' meglio questo sport, perché l'obiettivo è proprio quello, ci sono degli sport che meritano tantissimo rispetto e tantissima dignità perché ci sono moltissime persone, soprattutto nel volontariato, che lavorano, che danno una mano e di questo ovviamente io che ho questo incarico non posso che ringraziare queste persone che veramente si adoperano perché questi sport, soprattutto questi ragazzi, crescano con delle idee ben precise che sono quelle che lo sport riesce a dare. Abbiamo avuto anche, e lo ribadisco, molta fortuna perché Padova è arrivata alla ribalta nazionale nell'ultimo anno per tutta una serie di risultati sportivi importanti. Cito un ultimo report del Sole 24 Ore che indica Padova al primo posto come città nel Veneto per quanto riguarda lo sport e l'8ª città in Italia per quanto riguarda sempre lo sport. E quindi questo è motivo di grande soddisfazione, di grande orgoglio per tutto il movimento sportivo che c'è a Padova
e però deve essere anche una base di partenza per cercare di migliorare, perché chiaramente le associazioni sportive, le società sportive, sia quelle di base ma anche quelle che fanno sport agonistico, perseguono determinate finalità dove l'amministrazione comunale può mettersi a fianco di queste associazioni e cercare di aiutarle fin quanto possibile. Ma quello che l'amministrazione comunale deve fare è quello di migliorare gli impianti sportivi, perché quello è fondamentale. Da degli ottimi e degli impianti sportivi adeguati si può crescere e si può aumentare anche, se vogliamo guardarla da un punto di vista di classifica, questa classifica che Padova ha guadagnato in quest'ultimo anno. Visto quanto è stato fatto, diciamo che comunque c'è una buona base di partenza, e devo anche dire che trovo intelligente l'apertura da parte dell'amministrazione comunale verso i cosiddetti sport minori, perché avendo vissuto dall'interno l'appuntamento della pallamano, devo dire che poi appunto gli sport minori si mobilitano. Certo. E sarà così anche per la ginnastica artistica. Al di là degli appassionati padovani, arrivano un po' da tutto il Veneto, ed è una ricchezza aggiunta per la città. Sì. Poi voi ci mettete insieme, altra cosa intelligente, l'ingresso ai musei, voglio dire, chapeau. No, io sono assolutamente convinto che lo sport sia da un punto di vista di numeri, ma proprio perché c'è tantissima gente che lo pratica, deve essere un po' al centro. Cioè lo sport una volta era considerato come salute e benessere, no? Io faccio sport perché mi fa star bene, ma lo sport è tantissime altre cose, perché lo sport è integrazione, lo sport è socializzazione, lo sport è beneficenza. Padova è capitale del running e tutte le manifestazioni che ci sono a Padova, le marce, gli allenamenti ludico-motori, sono tutti fatti con delle finalità di beneficenza, quindi questo è un momento nel quale la città si unisce per fare del bene nei confronti di qualcuno, o qualche associazione che ne ha bisogno, o qualche ragazzo che ne ha bisogno. Quindi già questo è secondo me una cosa molto bella. Ma lo sport è anche strettamente collegato all'aspetto culturale di Padova. Io da quando sono stato nominato assessore allo sport, una delle prime cose che ho voluto fare è stato proprio quello di legare lo sport, la cultura e il turismo. Tutti gli eventi a livello internazionale e nazionale che vengono organizzati qui a Padova, e posso citare la fase iniziale della Champions League di calcio a 5, i test match di rugby, il 6 nazioni femminili di rugby, la pallamano, adesso la ginnastica, sono tutti eventi che richiamano a Padova tantissime persone non padovane, non venete, che arrivano da tutta Italia, e a cui viene offerto con l'acquisto del biglietto la possibilità di entrare gratuitamente per i 2 mesi successivi rispetto all'evento nei musei civici padovani. E Padova, devo dire che è una città fantastica da questo punto di vista, perché offre delle cose meravigliose. Magari non tutti sanno che Padova è già voglio dire un centro riconosciuto dall'UNESCO per quanto riguarda l'orto botanico, ma Padova potrebbe diventare l'unica città al mondo a essere 2 volte centro dell'UNESCO, perché stiamo partecipando con il percorso di Urbs Picta a essere riconosciuti sito UNESCO anche per il 2018. Reso merito all'intelligenza della proposta, viene recepita da coloro che vengono a Padova? Moltissimo per vedere viene recepita sportivo? E soprattutto viene apprezzata. Questo ci spinge a continuare su questa strada, perché è chiaro che i numeri sono molto freddi, ma i numeri sono eloquenti. Se non ci fosse stata una risposta da questo punto di vista, è chiaro che avremmo dovuto abbandonare un percorso di questo genere. Ma la risposta è eccezionale. La risposta è di tanta gente che viene per la manifestazione sportiva e magari torna con la famiglia la settimana o il mese successivo. Questo per noi è chiaramente creare quell'indotto che a Padova serve per portare Padova alla ribalta nazionale, ovviamente. Ho reso prima merito all'intelligenza della proposta, ma l'avete inventata voi, tra virgolette, o vi siete ispirati ad esperienze che sono Non lo europee? so, onestamente non lo so, sicuramente sembra io non l'uomo di credo, Colombo, però sì, esatto, qualcuno ci deve pensare. Ma io credo che magari ci saranno esempi di questo tipo, non lo so, però sono quelle idee che secondo me sono veramente facili, io non mi do alcun tipo di merito da questo punto di vista, però era una cosa ovvia, cioè
bisogna cercare di legare tutte le cose belle che ha Padova, per cercare di offrire, cioè nella mia idea, andando un po' più avanti, pensare di offrire un pacchetto solo culturale per chi arriva a Padova e dice vengo a fare un fine settimana a Padova perché voglio visitare la Cappella degli Scrovegni, il Palazzo della Ragione o l'università, è riduttivo. Secondo me il percorso e il pensiero che dobbiamo fare è quello di cercare di far allungare il periodo in cui il turista viene a Padova, invece di 2 giorni, magari 3 giorni, offrire 2 giorni di visite culturali e 1 giorno di sport, perché Padova da questo punto di vista offre tanto, quindi anche da quel punto di vista, quindi il percorso inverso, partire dalla cultura per arrivare allo sport. Ci arriveremo molto probabilmente. Ho ancora un minuto, però ad un assessore sul campo chiedo, elenchiamo rapidamente i successi del 2018. Lo ha fatto prima fuori onda. Mamma mia, forse un minuto stagione, non ci basta perché abbiamo avuto dei risultati straordinari, perché 2017-2018 ha visto il Petrarca Rugby campione d'Italia, la pallanuoto femminile plebiscito l'Antec campione d'Italia, ha visto il Valsugana Rugby che è stato promosso in eccellenza, quindi Padova è l'unica città che ha 2 squadre in eccellenza, l'Under 18 del Valsugana Rugby campione d'Italia, Padova Calcio promosso in Serie B, l'Under 15 campione d'Italia sempre del Padova Calcio, ma poi abbiamo avuto l'Italian Coffee Calcio 5 che ha vinto il campionato ed è stata promossa in A2, e poi abbiamo dei risultati straordinari per quanto riguarda lo sport con disabilità fisiche o mentali, per cui abbiamo il Padova Rugby, l'associazione sportiva dilettantistica Padova Rugby che ha vinto il campionato italiano di rugby in carrozzina, la Coco Loco che sono i ragazzi con delle disabilità cerebrali che hanno perso la finale scudetto ma hanno vinto la Coppa Italia, e 3 ragazzi di questi sono diventati campioni del mondo nei recenti campionati del mondo che si sono svolti a Jesolo. Parliamo di hockey in carrozzina. Hockey in carrozzina, esatto. Millennium Basket è stato promosso in Serie A con il basket. Insomma, ci sono tantissime realtà che fanno veramente la gioia mia, ma credo l'orgoglio di tutta la città di Padova. Grazie a Diego Bonavina, assessore allo sport del Comune di Padova. Siccome uno dei compiti degli assessori allo sport è quello di essere sui campi, almeno lei ha la soddisfazione, insomma, di andare a premiare delle squadre vincenti. Una bellissima soddisfazione, devo dire la verità. Concludiamo ricordando l'8 dicembre, tappa del Grand Prix di ginnastica artistica al Palacchioine della Città del Santo. Grazie, alla prossima.